In Veneto c'è una bellissima parola che li distingue che è appunto porigrami, questi sono. Sei grasso, fai schifo, ma il palco regge? Sono solo alcuni degli attacchi ricevuti dal presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Ne ha raccolti alcuni evidenziandoli in un post che ha un obiettivo preciso. Dare voce alle tante persone che purtroppo sono vittima di bullismo. Questo post nasce da una discussione che ho avuto con qualche genitore, con qualche amico di famiglia che mi ha raccontato che in particolare una famiglia ha insomma una ragazza, una figlia che insomma si è rinchiusa in casa perché è stata presa in giro per il suo aspetto fisico, no? Cercare di dare coraggio e insomma di spiegare che bisogna cercare di superare insomma questi commenti negativi, che bisogna, come dire, non dare retta agli haters, ai bulli. Attacchi che nulla hanno a che fare con la politica, nessun odio, nessun rancore da parte del leader meloniano della Marca, ma la consapevolezza che insulti di questo tipo vengono rivolti anche a chi non ha una posizione pubblica e di potere. Gli insulti sono sempre gratuiti e a me lo fanno perché ovviamente quando non hanno argomenti attaccano sul personale, però io devo dire la verità, ho una scorza molto, come dire, importante, molte altre persone non ce la fanno ed è per questo che ho voluto scrivere questo post.